Una iniziativa di condivisione di welfare aziendale in un momento assai critico caratterizzato dal caro bollette che sta dimezzando i bilanci familiari. Alla FAR SPA di Feltre i ricavi inattesi derivanti dall'autoproduzione interna di energia attraverso cogeneratore si sono tradotti in un bonus da 250 euro distribuito a tutti e 47 i dipendenti dello stabilimento di Villa Paiera. Questo tipo di ricavo è stato condiviso attraverso una piattaforma welfare con i nostri 47 dipendenti allo scopo di contribuire, certo è magari una goccia rispetto a quello che potrebbe essere l'effettiva spesa, alla ulteriore, diciamo, al caro delle bollette che le famiglie hanno dovuto subire. Il bonus sarà trasferito integralmente non tassato attraverso la nuovissima piattaforma di welfare aziendale, una mini manovra da 12.000 euro in una delicatissima fase storica contrassegnata dall'aumento indiscriminato dei prezzi. La FAR SPA è un'azienda specializzata nella produzione di fili d'acciaio pre-temprato per la realizzazione di molle impiegate nei settori dell'auto. Il bonus erogato ai dipendenti va di pari passo con le politiche di sostenibilità attuate dall'azienda nel pieno della transizione ecologica. Abbiamo deciso di installare un cogeneratore perché l'azienda ha una chiara esigenza di energia elettrica che al momento tra l'altro non basta, quindi si sta pensando di incrementare. Nel contempo utilizziamo il calore e il freddo che riusciamo a produrre attraverso questo sistema di trigenerazione per i nostri impianti produttivi e quindi effettuiamo un risparmio. Le buone notizie dalla FAR di Villa Paiera non si limitano al bonus perché per far fronte alla domanda l'azienda è a caccia di personale. Facciamo fatica a ritrovare dei dipendenti, portarli all'interno, formarli. Ecco, è una cosa in cui in questo momento siamo molto, molto impegnati, cioè la ricerca di personale per poterlo introdurre nei nostri cicli produttivi. Puntiamo soprattutto a una persona che cerchi un lavoro a turni, diciamo, perché il nostro lavoro è prevalentemente a turni, con un bassissimo turnover. Generalmente le persone quando sono da noi qui rimangono e deve essere prevalentemente un lavoratore meccanico, insomma, con capacità, ecco, con voglia di lavorare.